che ti lascio immaginare. Lei lotta per la vita, Isabella. Turu, tu, turu, tu, 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 tu. Il 3 di ottobre del 1839, dalla stazione di Napoli che sorgeva un po' più indietro di quella attuale, partì un treno trainato dalla locomotiva Bayard che percorse i primi 7.200 metri di strada ferrata in Italia fino alla Reggia di Portici. 186 anni dopo, come oggi, per festeggiare il compleanno, giustamente c'è sciopero dei treni e uno sciopero illegittimo generale. L'Italia è un paese meraviglioso. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno! Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa. Io sono Antonino Danna in sostituzione provvisoria, solo per oggi, solo per le vostre orecchie e per i vostri occhi, di Sammy Varin, e naturalmente benvenuti e bentrovati. Sono le 7:35 minuti e 42 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Vi diamo già i nostri caveat. Primo, date il sangue perché in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa oggi supplita dal sottoscritto e molta altra bella roba ancora. Coordinate a cui incrociamo, già attivo da adesso, 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi. E poi dopo le 9.05 facciamo questo patto: 02 9294 7222, il telefono, la tua voce, diceva una volta la pubblicità della SIP, Società Italiana per l'Esercizio Telefonico, gloriosi tempi. Adoro il profumo di partecipazioni statali all'alba. Odora tanto di Prima Repubblica, ve la ricordate? Com'era bella la Prima Repubblica, coi bot al 15% e chi se ne fotteva del debito. Ma questa è un'altra storia. Saluto i due Simoni che sono in plancia comando in regia e mi permettono di arrivare alle vostre orecchie o ai vostri occhi attraverso i canali video della nostra radio. Vi ricordo, utilizzate anche la nostra bellissima app, oltre al DAB, perché siamo prima di tutto una radio, ci mancherebbe pure. E adesso cominciamo la rassegna stampa. La rassegna stampa, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, abbiamo ascoltato prima Et pour cause, Ivan Graziani con Isabella sul treno del 1980 dall'album Viaggi e intemperie. E ieri notte, già che c'eravamo, a Torino c'è stato un casino che la metà basta per quanto riguarda la sedicente protesta di chi evidentemente Propalla ha ritenuto opportuno sfasciare tutto, perché partono dicendo blocchiamo tutto, poi però sfasciano tutto in nome della pace. Mi sembra giusto, questo è proprio una cosa logica di quelle pazzesche. In questo paese, quali sono le notizie che vedremo stamattina in questo paese? Sui giornali italiani si fa prevalentemente predica e prediche sulla flottiglia, su quello che è successo, su quello che non è successo, e qua e là, e cricche e crocche e discorsi vari ed eventuali. Dopodiché nel resto del mondo non gliene frega assolutamente niente a nessuno, perché le notizie vere nel mondo sono: primo, l'agguato che è avvenuto a Manchester davanti alla sinagoga, e oltre all'agguato che è avvenuto alla sinagoga di Manchester, il mondo sta ancora aspettando che Hamas si decida e si degni di far sapere se accetta il piano pace Trump per chiudere questa guerra oppure no. Queste sono le cose che contano. Invece noi stiamo a raccontare le vicende di alcuni adulti abbastanza sconsiderati che hanno ben pensato di andarsi a infilare in una zona di guerra, sono stati con delicatezza fatti sbarcare,
li rispediranno in Spagna con un comodo volo da Tel Aviv, presumo già no, oggi no, perché oggi è venerdì, nel weekend, e malgrado questo ce li stanno presentando come degli eroi. L'eroismo è un'altra cosa, se mi posso permettere. L'eroismo è quando tu prendi la tua vita e la spingi oltre il tuo senso del dovere e oltre il senso del dovuto, e lo fai a tuo rischio e pericolo, sapendo di perderla quella vita. Salvo d'acquisto è un eroe. Salvo d'acquisto è un eroe, non quelli della flottiglia. Quelli della flottiglia sono stati scortati dalle migliori navi della Marina Militare Italiana fino alla zona in cui poi sono entrati in zona di guerra. Quando sono arrivati in zona di guerra, il governo italiano ha ulteriormente fatto il suo dovere, che non doveva fare, perché nel momento in cui tu scegli di andarti a infilare con la testa nella bocca del leone è un problema tuo, non è un problema della collettività, ma lasciamo stare. Sono entrati fin lì, sono stati abbordati, nessuno ha subito violenza o cosa, non gli è stato torto un capello, e tra poco torneranno a casa. Se questo è eroismo, allora io pretendo che quando cedo il passo a una donna qualcuno mi batta le mani. Anche quello è eroismo. Va bene, andiamo a vedere adesso le agenzie, l'ANSA, eccoci qua, cominciamo subito. La mobilitazione, sciopero generale per la flottiglia, lo stop del garante, le proteste pro-PAL bloccano le strade e le città. Dovrebbero iniziare intanto oggi in Israele le visite consolari per i 40 italiani fermati dalla flottiglia. Un'imbarcazione è ancora in rotta verso Gaza, con altre che sarebbero invece partite dalla Turchia. La mobilitazione per flottiglia, la CGIL conferma lo sciopero, Salvini, se prevale la violenza sapremo come reagire, infatti già il ministro Piantedosi ha diramato le prime istruzioni. Medio Oriente, contatti tra Rom e Mossad sulle condizioni degli italiani della flottiglia, ancora l'allarme, riprendono i voli nello scalo tedesco di Monaco dopo l'allarme droni, e poi in primo piano star di OnlyFans ma evasori, scoperti 240.000 euro in nero, sono 4 digital creator triestini, elusa anche la tassa etica, quando si dice è andato tutto a Donnine Allegre. Andiamo a vedere la BBC che, come potete vedere se ci guardate sui canali video, non dedica un rigo alla flottiglia come tutta la stampa internazionale, già che ci siamo. La BBC parla di cose un po' più serie, eccoci qua, la notizia di apertura, ecco il nome dell'assassino di Manchester che ha ucciso 2 ebrei alla sinagoga nel giorno dello Yom Kippur. Secondo voi come si può chiamare questo signore? Ve lo dico io, Jihad al-Shami, un britannico di 35 anni di origini siriane, perché si è naturalizzato nel 2006, se ho ben capito, è indicato come l'assalitore della sinagoga. Poi vedete che sia a destra che a sinistra nell'home page della BBC non c'è assolutamente nulla sulla flottiglia, ma si parla invece di Trump, di chi ha fermato l'assalitore della sinagoga di Manchester e così via. Vi presento quindi chi è questo assassino. Al-Shami, 35enne britannico di origini siriane, ha guidato un'auto contro la gente che si trovava fuori della Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue prima di attaccare i presenti con un coltello. È stato ucciso a pistolettate dalla polizia sul luogo del delitto. La polizia dell'area di Manchester, della grande Manchester, ha detto che altre 3 persone sono state arrestate come parte dell'investigazione in corso ed è stato dichiarato quanto accaduto come un attentato terroristico. Il primo ministro Sir Keir Starmer ha condannato l'attacco, che ha avuto luogo nello Yom Kippur, il giorno più sacro nel calendario ebraico. Sir Keir ha detto che ulteriori squadroni di polizia saranno dispiegati nelle sinagoghe in tutto il paese, mentre il sindaco di Londra, Sir Sadiq Khan, ha detto che saranno potenziati nella capitale tutte le pattuglie ad alta visibilità dentro e attorno alle sinagoghe della capitale britannica. Il rabbino capo d'Inghilterra, Sir Ephraim Mirvis, ha detto che l'attacco a Crampsall, a nord di Manchester, è stato il risultato tragico di una instancabile ondata di odio contro gli ebrei nelle nostre strade, nelle nostre
università, sui social media e ovunque. Questo è il giorno che avremmo sperato di non vedere mai, ma che purtroppo nel profondo del nostro cuore sapevamo che sarebbe venuto. I 3 feriti sono uno che è stato accoltellato, dice ancora la BBC, un altro che è stato messo sotto dalla macchina o comunque colpito dall'automobile e un terzo che più tardi è stato portato all'ospedale con una ferita che potrebbe essere frutto del fatto della concitazione nel momento in cui i poliziotti sono intervenuti e hanno fermato l'attentatore. La polizia ancora dice che 2 uomini sulla trentina e una donna sulla sessantina sono stati arrestati come sospetti di aver commissionato, preparato e istigato tali atti di terrorismo. Un portavoce sempre della polizia dice che questa cintura sospetta che veniva indossata dall'assalitore nel corso dell'attentato è stata valutata e insomma sostanzialmente non era una cintura esplosiva, era una roba fasulla. Ha anche aggiunto che non ci sono riferimenti ad Al-Shami per Prevent. Prevent è praticamente questo servizio che è stato messo in piedi dal governo che indica che praticamente tiene d'occhio gli eventuali radicalizzati, quindi lui non era stato segnalato come potenziale radicalizzato o radicalizzando, ma si apprende che Al-Shami è entrato nel Regno Unito come un giovane ragazzino e gli è stata garantita la cittadinanza britannica nel 2006 in quanto minore. La polizia ha risposto all'avviso di un'auto che stava andando addosso a della gente alle 9:31 di giovedì mattina, dopodiché i poliziotti hanno dichiarato un reato maggiore. I testimoni oculari hanno descritto come lo staff di sicurezza ha impedito che l'assalitore entrasse dentro la sinagoga. Ci sono dei filmati dalla scena che mostrano i poliziotti armati che puntano le armi contro un uomo a terra, avvisando la gente che l'uomo ha una bomba addosso e invitando i presenti ad allontanarsi. Alle 9:38, quando l'uomo prova ad alzarsi, i funzionari di polizia gli sparano. Appena 7 minuti dopo la chiamata iniziale alla polizia. I poliziotti, la sicurezza della sinagoga e il rabbino Daniel Walker sono stati elogiati da Starmer perché, ha detto, sono riusciti a impedire e a prevenire una tragedia che sarebbe stata ben peggiore. Questa è la cronaca che la BBC, l'emittente britannica, dedica a quanto accaduto ieri nella sinagoga di Manchester, mentre in questo paese si straparlava di tutt'altro. E infatti l'effetto di questo straparlio è molto semplice e adesso ve lo racconta l'ANSA. Eccolo qua. Sciopero generale per la flottiglia, previsti blocchi e proteste e stanotte tra l'altro a Torino hanno devastato le officine a grandi riparazioni. Le officine grandi riparazioni, qualcuno di voi probabilmente lo sa, erano utilizzate per la manutenzione dei treni fino agli anni '80, credo, se mal non ricordo, ed erano state restituite alla città come un bellissimo spazio culturale. Ma naturalmente questi signori quando vedono culture impazziscono. E allora, ecco l'ANSA, oggi lo sciopero generale indetto da sindacati di base e CGIL in solidarietà alla flottiglia, giudicato dal garante illegittimo per mancato preavviso. Prevalga il buonsenso, reagiremo, avverte Salvini. Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme, punge la Meloni. Le proteste pro PAL bloccano strade e città. Devastate a Torino le officine grande riparazione, sede di una serie di incontri previsti da oggi con la von der Leyen. Dovrebbero iniziare intanto oggi in Israele le visite consolari per i 40 italiani fermati dalla flottiglia. Un'imbarcazione ancora in rotta verso Gaza, con altre che sarebbero invece partite dalla Turchia. Giustamente Erdogan, giustamente, si fa per dire, Erdogan ci bagna il panuzzo, come si suol dire. Andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani italiani questa mattina. Intanto sono le 7:49 minuti e 4 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi
Per la rassegna stampa, Avvenire, il quotidiano dei vescovi, Il Fatto, la Premier critica i 2 sindacati e gli attivisti della flottiglia. Salvini non precetta ma vuole più sanzioni. Torna la politica. Finalmente si parla di Gaza alle Camere, sia il piano USA con l'astensione delle opposizioni. Manifestazioni nelle piazze, oggi sciopero generale di Cobas e CGIL. Il garante è illegittimo. Morto anche l'attentatore, atto antisemita a Manchester, 2 uccisi e 4 feriti in sinagoga. Piano di pace per la striscia, Hamas verso un sì condizionato, Trump pronto a dare più tempo. Il governo ha approvato il documento di programmazione finanziaria, il direttore dell'ABI pronti al confronto, una manovra antideficit, obiettivo di rientro al 3%, ma frena la crescita, gli occupati in calo ad agosto. Copenaghen, vertice UE, difficile intesa sui beni russi, Putin minaccia ancora l'Occidente. Andiamo al Corriere della Sera, mitico Corrierone, ecco qua, anche qui si apre sulla flottiglia, flottiglie, scontro sullo sciopero, per il garante l'agitazione è illegittima, Malandini, non ci fermiamo, Meloni fate il weekend lungo, in carcere a Cheziot anche politici e reporter. Per chi non lo sapesse, il carcere di Cheziot si trova nel deserto del Negev, non lontano da Beersheba, dove il 7 ottobre 2023 Hamas ha dato il meglio del suo peggio. Questo lo ricordiamo tanto per non perdere il segno. Di spalla l'attentatore ucciso, Manchester, terrore 2 morti nell'attacco alla sinagoga. Crosetto, stanno tutti bene, il Camallo, il leader dell'Arci, un orafo di 86 anni, ecco gli italiani fermati praticamente dei gitanti, armi USA a Kiev, si valuta l'acquisto, Mosca minaccia l'UE, non provocateci, Rutte può colpire Roma, manovra, le previsioni per il 2026, deficit sotto il 3%, più fondi alla difesa, aiuti al ceto medio, Francia, parla l'economista Zuckman, la tassa ai miliardari e giustizia, pagano poco. Fotonotizia a centropagina, l'intervista, i genitori di Sammy Basso, beatificarlo, era cristiano, ci penserà Dio. Bellissima risposta, anche perché la Chiesa quando canonizza qualcuno non è che lo fa di suo impulso, lo riconosce perché riconosce la fama di santità che viene dal popolo, quindi ma sicuramente vedrete che sarà fatto santo perché se lo merita. La nostra vita senza Semmi, le lettere e il suo amore segreto. Il Fatto Quotidiano, flottiglia, il nostro Mantovani e 2 deputati non possono vedere i legali, Israele, assalto fuori legge, ci negano gli avvocati, tutti in carcere, nessun giudice si è pronunciato, espulsione in 3-4 giorni. Revelli, insulti alla dignità, proteste in tutta Italia, Meloni, Salvini e garante antisciopero. Parla Arlecchino, dal Movimento Sociale Italiano ad AN, da Propalla a Pro Bibi, Giorgia ha tradito i valori della destra. In alto torna il nucleare, ogni tanto una buona notizia, vedete, torna il nucleare con pieni poteri a Pichetto Fratini, il Consiglio dei Ministri stanzia 60 milioni, l'intervista a Pasquale Tridico, candidato dei 5 Stelle in Calabria, nessun effetto Marche, riporto la gente al voto. Il Giornale, il prove di rivolta nelle città, i fuorilegge di Landini, il garante, illegittimo lo sciopero CGL, Meloni, fanno il weekend lungo, esplode la violenza pro-Pal, porti, treni, atenei bloccati, alle Camere primo sì per lo Stato palestinese, la Chiesa scomunica la flottiglia e la UE la ignora, Netanyahu pagherà il ritorno degli attivisti. Fotonotizia a centropagina, torna l'antisemitismo, attacco in sinagoga, 2 morti a Manchester. Il tempo insieme con Libero ogni volta che c'è la rassegna stampa se la giocano veramente, i 2 se la giocano sempre chi fa il titolo più bello. Stamattina devo dire la verità, il tempo vince non a mani basse, ma vince bene, diciamo così. State a sentire perché è un titolo stupendo. Aprite bene le orecchie. Italiani flottuti. Giovedì gnocchi, venerdì sciopero. Signori, giù il cappello. Questo è un titolo fenomenale. Italiani flottuti, giovedì gnocchi, venerdì sciopero. Altro che bimbi di Gaza, parte l'ennesimo sciopero umanitario di Landini. Italia bloccata, allarme sicurezza, ma il PD si spacca e Schlein va in crisi. Conte si intesta alla piazza di domani, i Propal diventano le nuove primarie. Intanto da Torino a Napoli, in tutto il paese, scontri, barricate, treni fermi. L'intervista al ministro Piantedosi, mi sfugge come lo sciopero aiuti il processo di pace in Medio Oriente. Siamo assai, ministro, a pensarla così.
Il ministro degli interni al tempo, il dibattito non infiammi le piazze. Fotonotizia, vedete qui le reazioni del governo, Meloni vogliono solo il weekend più lungo, Salvini più sanzioni per chi sciopera. Altra tragedia poi a Roma, a Corso Francia, 17enne morto in bicicletta, travolto da un 20enne in auto, lì nel 2019 morirono Gaia e Camilla. Dio lo accolga, un abbraccio forte alla famiglia. E poi abbiamo il tempo di Osho, il momento più divertente della rassegna stampa, l'acrobazia di Renzi, vota con la Meloni, divide il PD, fa infuriare Elli e c'è Renzi che sta confabulando con Dario Franceschini e dice altro che campo largo, se Blair mi chiama a Gaza ci vado pure col pattino. Date una medaglia a quest'uomo. La Repubblica, Meloni contro lo sciopero, lo scontro, attacco alla mobilitazione di oggi per Gaza, fanno il weekend lungo, il garante illegittimo Landini si farà, le piazze, blocchiamo tutto, manifestazioni in tante città, molti cortei pacifici, tensione a Firenze, Bologna e Torino, la flottiglia, gli italiani a bordo delle navi portati in un carcere israeliano, lunedì il rimpatrio, processo per chi lo rifiuta, di spalla, terrore a Manchester, uccisi 2 ebrei davanti alla sinagoga, assalto col coltello nel giorno dello Yom Kippur, morto il killer, presi i complici, sdegno di Israele, l'intervista a Jacobson, l'Inghilterra antisemita fa paura. La Stampa, eccola qua, flottiglia, Meloni attacca ma non ferma lo sciopero, la Premier, weekend e rivoluzione non stanno insieme. La Schlein, basta con la clava. Poi vedete qua c'è proprio messo di spalla in un angolino in alto, assalto alla sinagoga, paura a Manchester, 3 morti e 4 feriti. Ecco, per carità, i colleghi della Stampa facciano che vogliono. Io noto soltanto che tu non puoi fare 3-4 pagine, quante sono nel numero di oggi della Stampa dedicato alla flottiglia, e poi c'è solo mezza paginetta per quanto successo a Manchester. È più importante quanto successo a Manchester. Fotonotizia, i manifestanti danneggiano le OGR a Torino, scontri a Firenze e Bologna, treni bloccati, alta tensione, ma la politica non insegua la piazza. L'intervista a Dacia Maraini, io Pasolini, la violenza figlia della paura. Tra il mese prossimo saranno 50 anni dall'omicidio del poeta e scrittore friulano, nonché zio di tutti gli alfisti, perché sapete che Pasolini era un grande alfista. La verità, eccoci qui, PD, AVS, 5 Stelle non votano il sostegno al piano di Trump, la sinistra snobba la pace, Landini ci rovina la vita, per il garante è illegittimo lo sciopero generale proclamato per oggi come ritorsione allo stop ai velisti, la CGIL tira dritto, blocca tutto come se servisse a qualcosa per Gaza. Meloni, vogliono il weekend lungo, poi piangente qui di spalla, la cantante Elisa e gli altri, quel ricatto emotivo che allontana le soluzioni, ne scrive l'ottimo Francesco Borgonovo, fotonotizia a centropagina, eccolo qui mentre sta parlando probabilmente di Costituzione, Dio, 10 comandamenti e quant'altro, Benigni ci fa la morale in TV, poi guida col cellulare all'orecchio e senza cintura. Giorgio Gandola a pagina 15. I giudici della consulta ci tagliano le pensioni ma s'alzano lo stipendio, le rivalutazioni restano bloccate, per loro niente tetto, 100.000 euro in più all'anno, salute. Bombardati, Marcello Veneziani, oltre la guerra nulla è sparita la nostra esistenza reale. Tutto previsto, grande Piroso, Antonello Piroso, esibizionismo etico, ecco che cosa resta della flottiglia. E poi cinese in cella in Italia, spiato i dati Covid, gli USA chiedono l'estradizione, Pechino si oppone, lui parla di scambio di persone, poi torna Ettore Gotti Tedeschi, defenestrato a suo tempo governatore dello IOR, quella che a torto è indicata Banca Vaticana, nonché fine intellettuale cattolico, Vence e non solo, i cattolici bambini sono una risorsa, non un pericolo per l'Occidente. Caffè corretto di Gustavo Bialetti, c'era una volta Harvard, ora mette in cattedra le drag queen. E infine Libero, guerriglia per la flottiglia, bello anche questo titolo devo dire, guerriglia per la flottiglia. Arriva il circo Propal, scontri in mezza Italia per Gaza, oggi lo sciopero, il garante illegale, ma Landini tira dritto, Meloni irride, rivoluzione col weekend lungo.
Torna la paura in Europa, terrorista fa 2 morti in sinagoga, poi di spalla le foto dell'assalto, scherzi e risate, gli attivisti fermati sembrano in gita, i raccomandati, percorso speciale per i Dem a Gaza, Conte si infuria, deliri di giornata, è un rapimento, ormai la sinistra parla come Hamas e poi il giuslavorista, blocco forzato, i nostri onorevoli rischiano 12 anni col sole a scacchi. Intervista a Roberto Chiuto, in Calabria la sinistra è rimasta ai forestali e al reddito, già che ci siamo. Curriculum a confronto, la verità sulla Venezia, ostacolano le donne. Le 7, 59 minuti e 50 secondi, noi ce ne andiamo un momentino in pausa e signore e signori un pezzo di estremo livello, la voce più black e più bella di tutta la storia, signori Aretha Franklin, Chain of Fools, 1968 e ci siamo capiti. Wow! That's a sign of a worried man. Ha 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 ha. That's a sign of having a good time. That's a sound of pain. Chain, 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 chain of food. Lord, look down here, see your worried man. Chain of love, oh, how they bind. My father years, I thought you were my man. But I found out I'm just a link in your chain. Oh, chain, 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 chain of food. You got me where you want me. I ain't nothing but your fool. You treat me mean. Oh, you treat me cruel. Everything has got a weak link. I might be weak time, but I'll give you strength. Oh, chain, 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 chain of food. You told me to leave you alone. My father said, come on home. My doctor said, take it easy. Oh, but your loving isn't much too strong. I'm headed to you. Chain, chain, chain. Chain, chain, chain. Chain, chain, chain. Your chain of food. Oh, chain, 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 morning. The chain is gonna break. But up until then, yeah, I'm gonna take all I can take. Oh, chain, 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 chain of fool. No, questa non è FVN Saigon, non siamo in Vietnam alla fine degli anni 60, ma
il pezzo è di estremo livello, le 8, 4 minuti e 10 secondi, Antonino Danna al microfono con voi per questa rassegna stampa, ladies and gentlemen. Eccoci qua, ancora una volta avete ascoltato Aretha Franklin, Chain of Fools, catena di folli. Decidete voi chi siano questi folli. A proposito, ma ce la state facendo ad arrivare al vostro posto di lavoro stamattina? Cosa state facendo? Cosa state facendo, diciamo così, per raggiungere il posto in cui vi guadagnate pane, visto che i treni non vanno? Fateci sapere. Allora, sono arrivate delle zappe 340 670 9659. Stamani tutti a fare shopping al Black Friday, promosso dalla CGIL Gianni da Brescia. Poi ancora buongiorno Semmi, cosa ha detto ieri sui mafiosi siciliani? Ieri lei pensa che gli italiani se entravano in Svizzera scusate un attimo, come sono entrati i terroristi di Hamas dopo tutto quel massacro che hanno fatto il 7 ottobre 2023 con l'intenzione di eliminarla, la Svizzera non avrebbe attaccato l'Italia? Ma intanto io non sono Semmi, sono Antonino Danna. Detto ciò, c'è una differenza tra la mafia e Hamas, e questa è una differenza che evidentemente sfugge a uno come Pif, che fa l'intellettuale e va in televisione a spiegarci queste cose, e che sfugge anche a chi qualche volta ha telefonato in trasmissione dicendo una cosa di questo genere. La mafia siciliana è un'organizzazione criminale, la combatte lo Stato attraverso i giudici e gli inquirenti. Hamas invece è un movimento terroristico che governa un pezzo di Stato e che ha dichiarato guerra a una nazione in pace, per cui c'è una gran bella differenza, non facciamo paragoni avventati. Ancora, Marco, buongiorno, vorrei chiedere a Landini dov'era quando il suo amico Draghi sottometteva come servi della gleba i lavoratori col Green Pass e l'obbligo di morire grazie al siero magico. PS, per grazia di Dio, mercoledì qui a Iseo non c'è stata una strage al semaforo pedonale, macchina impazzita, guidatore morto per malore improvviso. Ancora, buongiorno, ma la procura ha già aperto l'inchiesta per atto dovuto? Chiedo per un amico. Poi ancora, ultim'ora, Paltrinieri arriva a Gazzannuoto sorpassando la Global Flottiglia. Con Areta a palla in auto mentre si va al lavoro, Marco da Milano. Tu mi dai sempre soddisfazione, Marco, un abbraccio. Buongiorno Antonino, buongiorno a te, grazie a Salvini e alla Meloni, un po' meno a Tajani. Cosa sarebbe successo se in questo momento ci fosse stato un governo di sinistra, o forse non sarebbe successo niente? Ma sai qual è il fatto, Mario? Intanto buongiorno pure a te. Che cosa sarebbe successo? Sarebbe successo che probabilmente noi a quest'ora eravamo una dependance di Gaza, commisti con Hamas a tutti i livelli. Già la sinistra è, non dico commista, ma quantomeno contigua, per usare una parola usata da Giovanni Falcone, contigua ad Hamas. Non lo dico io, lo dicono le carte che il Tempo con coraggio da mesi sta pubblicando sulle sue pagine nel silenzio generale dei cosiddetti giornaloni. Marcello da Ostia, ciao Marcello, buongiorno a te. Riguardo agli scioperi a raffica, nelle altre nazioni non esistono perché i sindacati hanno l'obbligo di rimborsare ai lavoratori le retribuzioni perse per l'adesione allo sciopero. Matteo Salvini è vice premier, per favore chiedetegli di prendere in considerazione se anche in Italia è diventato urgente introdurre lo stesso obbligo per i sindacati. È una bella domanda. Guarda, Marcello, lo sai che mi trovo molto bene, mi viene mandato questo sticker, io non sciopero perché amo l'Italia e non la demagogia, io non sciopero perché rivoluzione e weekend lungo non stanno assieme, e poi perché la pace non si costruisce bloccando l'Italia, anche perché non capisco quale sarebbe cioè, che senso ha? Me lo dite che senso ha? Ecco qua, Stefano, sentite che mi scrive. Ciao Antonino, buongiorno a te Stefano. Qui abbiamo iniziato alle 6 a lavorare, alle 5 in piedi, alle 5:50 in capannone. Chissà se Landini sa cosa si prova al fresco della mattina. Bella domanda Stefano, chissà se lo sanno tutti quelli che sono andati a sfasciare e devastare ovunque. Chissà se lo sanno.
Bella domanda, bella domanda. Vabbè, ragazzi, voi continuate a mandare le vostre zappe, noi passiamo ora, chiudiamo la presentazione dei titoli dei quotidiani con il Quotidiano di Sicilia, eccolo qui, facciamo i nostri quotidiani economici, questi sono gli amici del Quotidiano di Sicilia. Disinteressati alla cultura e alla politica, i siciliani sono sempre più manipolabili. Istat, l'isola tra le regioni in cui i cittadini si informano di meno e si allontanano dalla cosa pubblica. Ancora il DDL approvato dalla Commissione Bilancio, la manovra quater da 240 milioni alla prova dell'Assemblea regionale e poi caso Flottiglia, Roma e scontro politico, gli attivisti pro PAL riempiono le piazze, Tajani annuncia i primi rimpatri, la Meloni solo la sinistra contro il piano di pace, l'opposizione, l'attacco di Israele e pirateria. Tra l'altro poi vedendo sui giornali ci sono pareri giuridici contrastanti sull'argomento, perché poi in Italia quando succedono queste cose puntualmente ci perdiamo anche nei cavilli. Andiamo a vedere adesso Italia Oggi, eccola qui, il fisco avvisa, debiti scaduti, lettere delle entrate alle imprese con ritardi di pagamento oltre i 90 giorni verso fisco e INPS con richiesta di valutare l'attivazione della composizione negoziata della crisi, ne scrive Stellato a pagina 29. Walter Vecellio fa un'analisi sulle Marche, il 50% dei non votanti nelle Marche sono dei vaffa più potenti di quelli di Beppe Grillo. Alessandra Ricciardi, immensa come sempre, a pagina 5, Marchetti, Luis, tutte le incognite che sono ancora aperte nel piano sul Medio Oriente. Questo lo dice il professor Raffaele Marchetti, docente di relazioni internazionali presso l'Università Luis Guido Carli di Roma. Punti di forza e debolezza della proposta del presidente Trump per la pace. Sarà un percorso lungo, pieno di insidie e incognite. Se dovesse riuscire, segnerebbe una svolta per tutto il Medio Oriente e soprattutto l'elemento determinante di successo sarà la capacità americana di rendere la sconfitta di Hamas meno clamorosa sul piano politico e simbolico e convincere Israele a ritirarsi, rinunciando ai territori anche in Cisgiordania. Ancora, Marco Capisani a pagina 17, sempre più insistenti le voci sulla cessione di Repubblica, che andrebbe a quanto pare, secondo queste voci, a un armatore greco. La Cassazione, bancarotta fraudolenta al sindaco SRL se non rileva che il bilancio è falso, imputabile per concorso omissivo. Ferrara, pagina 23, e poi implacabile come sempre il diritto al rovescio di Pierluigi Magnaschi. Per le elezioni regionali in Calabria e Campania, i candidati 5 Stelle, Tridico e Fico hanno rispolverato un vecchio arnese a chiappaconsensi, il reddito di cittadinanza, altrimenti denominato reddito di dignità per dargli una verniciatura etica. Questa volta la furbata rischia però di trasformarsi in un boomerang. Si tratta infatti di strumenti che si sovrappongono alle misure già vigenti a livello nazionale come l'assegno di inclusione e il supporto per la formazione al lavoro, ma a differenza del reddito di cittadinanza sono costruiti su base regionale. Quindi a pagare per il diritto di divano non saranno più i contribuenti italiani o europei, figuriamoci se i tedeschi sono disposti a finanziare i poltronisti calabresi o campani, ma quelli delle regioni interessate, come già avviene per i sardi. Il gesto dell'ombrello è scontato. E vabbè, sabato e domenica vedremo che cosa succederà, ci divertiremo a seguire le elezioni in Calabria. Allora, cominciamo adesso a vedere che cosa c'è nei quotidiani questa mattina e per la precisione, eccoli qua, partiamo da Avvenire per fare una breve cronaca della flottiglia. Fermati 46 italiani, stanno bene, il governo israeliano, fine della provocazione. In mattinata un post del Ministero degli Esteri israeliano dà conto dell'esito dell'operazione, la provocazione è finita, tutti sono sani e salvi, stanno viaggiando verso Israele. Più tardi l'IDF, le forze armate di Tel Aviv, parlano di 400 attivisti arrestati, 41 navi intercettate, spiegando che l'operazione è durata 12 ore ed è stata condotta dalle forze del comando navale Shayetet 13 assieme all'unità di sicurezza Snapir e altre forze della Marina. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu esulta, l'azione ha impedito a decine di imbarcazioni di entrare nella zona di guerra ed ha respinto una campagna di delegittimazione di Israele. Lodo i militari e i comandanti della Marina che hanno condotto la loro missione nel giorno dello Yom Kippur nel modo più professionale ed efficiente possibile.
Da Roma il titolare degli esteri Antonio Tajani fa sapere che gli italiani sono 46. Stanno tutti bene, spiega. L'unità di crisi è in contatto con i legali degli imbarcati. Israele farà un'unica espulsione coatta. Secondo il primo resoconto della flottiglia, l'abbordaggio delle IDF viene preceduto da un'aggressione con idranti caricati ad acqua putrida e dall'interruzione delle comunicazioni. Diverse imbarcazioni vengono fermate da una barriera a catene installata in acque internazionali. Gli attivisti parlano di rapimento illegale in aperta violazione del diritto internazionale e dei diritti umani fondamentali e chiedono che governi, leader mondiali, istituzioni internazionali intervengano immediatamente per ottenere informazioni sui partecipanti scomparsi, garantire la loro sicurezza, richiederne l'immediato rilascio. Sì, manco li avesse rapiti Hamas. I fermati vengono poi scortati al porto di Ashdod. Ad Alà, il team legale che si occupa dei diritti delle minoranze arabe in Israele, lamenta l'impossibilità di raggiungerli, parlando di udienze per le espulsioni iniziate senza l'assistenza delle difese. Poco dopo, però, fa sapere di aver ottenuto l'accesso allo scalo. Gli avvocati spiegano che i fermati, compresi parlamentari e giornalisti, sono destinati al carcere di Ketziot, dove dovranno attendere che le procedure di rimpatrio vengano espletate. A tutti, informano da Adala, verrà richiesto se intendono firmare un documento in cui si dichiarano responsabili dell'ingresso in Israele e accettare l'espulsione. In questo caso lascerebbero molto presto. Andiamo a vedere chi sono questi 46 attivisti che sono stati fermati e andiamo a conoscerli, vediamo chi è che è andato a combattere a mani nude quei cattivoni di Tel Aviv. Andiamo qui, ecco qua, siamo sul Corriere della Sera. Ecco qui, pagina 9, Alessandra Arachi, l'Orafo 86enne, il camallo genovese, chi sono gli italiani fermati in mare? 40 i connazionali detenuti, tra questi anche parlamentari e reporter. Ci sono alcune fotografie nell'ordine. Benedetta Scuderi, deputata UE, 34 anni Europa Verde, Arturo Scotto, deputato, 47 anni PD, Maso Notaria. Se voi andate a vedere la scheda di Scotto su Wikipedia, alla voce professione dirigente di partito, cioè lui nella vita ha fatto il dirigente di partito. Maso Notarianni, giornalista, 58 anni, Pietro Cheirolo Palmas, attivista, 23 anni, Margherita Cioppi, attivista, 33 anni, Roberto Ventrella, orafo, 86 anni, José Nivoi, portuale, 40 anni, Irene Soldati, attivista di Medici Senza Frontiere, 40 anni. State a sentire cosa scrive la collega Alessandra Arachi sul Corriere. Rosario Ventrella, 86 anni, non ci sarebbe bisogno di dire che nella flottiglia non era soltanto il più anziano tra gli italiani, bensì il più anziano in assoluto. È un orafo di una ben nota famiglia napoletana, anche se lui vive in Svizzera, e per questa traversata si è allenato facendo bagni nel ghiaccio e lunghe passeggiate nei boschi. Il suo volto da sessantenne abbronzato era lì a rappresentare quanto variegata fosse l'umanità della Global Sumud flottiglia. Quindi uno che vive in Svizzera, fa l'orafo e ha deciso di andare a fare la Global Sumud flottiglia dopo essersi anche allenato coi bagni nel ghiaccio. Ne prendiamo atto. Noi abbiamo contezza della flotta italiana, erano 50 attivisti, ne sono stati arrestati 40 di ogni età, di ogni parte d'Italia, di ogni mestiere, accomunati da un'unica passione civile. Gaza, ma non solo, come dimostra l'impegno di Margherita Cioppi, 33 anni, da Barberino Tavernelle, Firenze, che fa parte di un'associazione che si chiama Tutti gli occhi sul Mediterraneo e per la quale ogni mese solca il mare nel canale di Sicilia per vegliare sul rispetto dei diritti umani. Anche Maso Notarianni è impegnato con tutti gli occhi sul Mediterraneo, lui presidente dell'Arci Milanese, e per tutta la traversata ha navigato sulla barca Karma insieme alla delegazione di parlamentari del PD. Sì, c'erano 4 parlamentari imbarcati sulla flottiglia: Benedetta Scuderi, eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, Annalisa Corrado al Parlamento di Strasburgo per il PD, assieme ad Arturo Scotto, deputato Dem, e Marco Croatti, senatore 5 Stelle. Anche 4 giornalisti che avrebbero dovuto essere 5 se la giornalista della Stampa Francesca Del Vecchio non fosse stata allontanata dai comandanti. Tutti gli italiani stanno bene, ha fatto sapere il ministro della difesa Guido Crosetto. Oggi l'ambasciatore d'Italia a Tel Aviv, Luca Ferrari, probabilmente riuscirà a vedere tutti i nostri concittadini.
che per adesso risultano rinchiusi nel centro detenzione di Keziot. Il team legale della flottiglia in Israele, Adalah, ha fatto sapere che gli israeliani ieri avevano cominciato le udienze di espulsione senza far avere assistenza legale. C'è da chiedersi quanti dei 40 italiani saranno disposti a firmare il foglio di espulsione, quello che permetterebbe di lasciare subito Israele in cambio dell'ammissione di aver compiuto un'azione illegale. Difficile saperlo da qui, c'è chi tra gli attivisti ha buttato in mare il telefono al momento dell'abbordaggio, chi non ha più la possibilità di utilizzarlo. Irene Soldati, 40 anni, attivista di Medici Senza Frontiere, è partita da Bologna per unirsi alla flottiglia, e la sua amica Sara Masi, 39 anni, di Casalecchio sul Reno. Anche per loro l'ardore dell'impegno sociale probabilmente renderà difficile firmare quel foglio. Il loro destino, come quello dei due genovesi Pietro Quairolo Palmas e José Nivoi, lui quarantenne, uno dei più noti camalli di Genova, Pietro un ragazzo che ha scoperto l'impegno e ha raccontato in un'intervista a Lorenzo D'Agostino, giornalista del Manifesto, a bordo con Saverio Tommasi di Fanpage, Alessandro Mantovani del Fatto Quotidiano e Barbara Schiavulli, direttrice di Radio Bullets, emittente indipendente specializzata in conflitti. Sono tanti di più i naviganti italiani della flottiglia, impossibile elencarli tutti. Chissà se vorranno firmare quel documento con il loro duro impegno e la loro... Stefano, tu che sei al capannone, che hai cominciato alle 5:50 a lavorare, ti dedico questa notizia, immagino che tu sarai contento, ti abbraccio forte forte, e con te tutti voi altri che siete in questo momento impegnati a cercare di mettere assieme il pranzo con la cena. Bene, bocca mia, taci che è meglio, va. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, perché ora, giustamente, come in tutte le cose che succedono nel nostro paese, puntualmente viene il momento della polemica. E allora, ecco qua, il Fatto Quotidiano denuncia i 500 a bordo in balia delle autorità, signore e signori, il racconto dell'assalto, contatti con Mantovani si sono interrotti ieri alle 0:27, equipaggi verso il carcere, poi saranno espulsi. E allora, ecco, così magari ci capiamo. Il racconto dell'assalto, i contatti con Mantovani si sono interrotti ieri alle 0:27, equipaggi verso il carcere, poi saranno espulsi, arrestati senza nessuna garanzia. Vietato parlare con gli avvocati, il diario di Alessandro, il cronista del Fatto, ha condiviso i pericoli della navigazione, informando l'opinione pubblica. Poi nel silenzio TV, boom di contatti per le dirette su internet, tutti gli italiani in mare a navigare sui social. Nel silenzio delle TV, forse c'erano notizie un po' più interessanti, chi lo sa. Diritto calpestato, ecco tutti i reati. Se ieri avete seguito Zoom, abbiamo avuto ospiti la collega Fiammetta Martegani, che scrive per il Foglio Avvenire da Tel Aviv, e Giordana Grego, che è un'imprenditrice italo-israeliana, e assieme hanno varato questo podcast Women from Startup Nation, che vuole raccontare le donne di Israele. Ecco, Fiammetta, prima di cominciare la registrazione del nostro faccia a faccia, cioè pensate che sono state loro a informarsi da me sulla flottiglia per il semplice e banale motivo che in Israele alla stampa non interessava, perché in questo momento Israele è concentrato su due cose. La prima, la sorte degli ostaggi dopo 2 anni, mi pare anche il caso, da 2 anni è la notizia più importante, molto probabilmente, e secondo, se Hamas accetterà o no la proposta di pace di Trump. Quindi, come vedete, ci sono altri obiettivi. Tra l'altro io ho letto delle dichiarazioni di Scotto che diceva a Washington Trump incontra Netanyahu ma non parlano della flottiglia. Beh, magari avevano degli argomenti un po' più pregnanti da seguire, chi lo sa. Diritto calpestato, scrive il Fatto Quotidiano, Israele blitz fuori legge, dalla violenza privata al sequestro di persona, e in particolare si dibatte da tempo sulla legittimità per Israele di disporre un blocco navale nello specchio d'acqua
che nei fatti parte dalla costa della Palestina, un blocco che quindi non viene effettuato nelle proprie acque territoriali, ma nei fatti è operativo dal 2009. È quindi possibile per Israele abbordare e dirottare le barche della flottiglia e arrestarne gli equipaggi? No, perché il blocco navale previsto e accettato in caso di guerra non può valere quando impedisce il rifornimento di aiuti a una popolazione in difficoltà. Ed è il caso della Global Sumud Flottiglia, che come sappiamo stava trasportando cibo a Gaza, città sotto assedio con la popolazione allo stremo, dove secondo l'ONU Israele sta usando la mancanza di cibo come arma di guerra. E quindi altra violazione, le barche della Global Sumud Flottiglia non potevano essere fermate perché secondo il diritto internazionale nei loro riguardi non può valere alcun blocco navale, tantomeno se realizzato in acque internazionali. Bene, questa è la prima opinione giuridica. Se voi invece andate su Il Giornale trovate chi vi spiega che non solo il blocco è legittimo, ma Israele aveva tutto il diritto di farlo. Eccoci qua, adesso vi trovo il pezzo, un momentino che ci arriviamo, e in particolare dov'è? Dov'è? Non lo trovo più. Non è qui forse. No, deve essere su un altro giornale. Vediamo un attimo. Cardinale Pizzaballa, l'auto, la lama, Hamas. Tanto lo troviamo, non vi preoccupate che lo troviamo. Andiamo a vedere, no, forse è sul Libero la notizia, aspetta un attimo. Ah, eccoci qui. Atmosfera, campo largo, la sinistra come Hamas, Elisa in lacrime, gli attivisti. Oddio mio. Oh, l'avevo trovato, gli occhi miei non lo vedono più. Vabbè, poi vediamo dov'era. Intanto vi dico cosa dice anche Libero di questi signori. A bordo atmosfera da fine gita scolastica. Durante l'abbordaggio si canta Bella ciao, si ride tutti assieme. Greta soccorsa dai soldati. Gli attivisti, una volta intercettati, hanno riferito di essersi ritrovati con gli apparecchi per le comunicazioni fuori uso e poco dopo sono stati raggiunti dagli uomini di Israele. Questa volta però a quanto pare niente assalto al ritmo degli Abba, scene di panico, paura nell'equipaggio, neanche per sogno. Queste scene si sono verificate solo nella testa di chi ha deciso di bloccare i trasporti nelle principali città italiane in concomitanza con la fine del viaggio della scolaresca Propal. Al contrario, foto e video ritraggono gli zatteranti tranquilli e sorridenti con i loro giubbottini di salvataggio arancioni, chi svaccato a terra a riposarsi, chi intento a scherzare con gli amici, un po' come i giornalisti a bordo della nave Karma, immortalati in una foto postata sull'account X del Ministero degli Esteri israeliano. Anche Greta non se l'è passata male, l'ex capoclasse della flottiglia, poi diventata dissidente ma rimasta comunque a bordo dell'Alma, è stata soccorsa dagli israeliani che le hanno fornito acqua e vestiti asciutti per ripararsi dal freddo. Questo perché andiamo sul tempo, mi sa che era sul tempo, sì. Eccoci qua. Dov'è? Cortei, assedio, torna l'ex premier. Ecco, l'altra verità, ecco qua. C'è grande confusione, il passaggio degli aiuti non era più inoffensivo, Israele è nelle regole, scrive il Tempo. L'esperto di diritto della navigazione Loffreda, l'obiettivo dichiarato di violare il blocco minacciava i diritti dello Stato costiero. Tac. C'è una grande confusione sul caso della Global Sumud Flottiglia. L'attraversamento da parte della flotta delle acque internazionali dentro la zona economica esclusiva, ZEE, di Israele con l'obiettivo di raggiungere la striscia di Gaza prima di essere fermata questa notte a circa 70 miglia dalla meta. È stato o non è stato provocazione a Tel Aviv? Il passaggio della flottiglia, inizialmente riconducibile alla libera navigazione prevista dalla Convenzione ONU sul diritto del mare, UNCLOS, ha perso il carattere di innocent, cioè inoffensivo, nel momento in cui è stata resa esplicita da parte della flottiglia l'intenzione di forzare il blocco navale israeliano, creando un corridoio permanente per l'ingresso di aiuti umanitari, dice all'ADN Kronos l'esperto in diritto della navigazione avvocato Giuseppe Loffreda. Giusto o sbagliato che sia, rimarca, non spetta all'organizzazione della flottiglia sindacare sulla legittimità del blocco. Quando, secondo l'UNCLOS, la navigazione non è più innocent, cioè inoffensiva? La Convenzione UNCLOS all'articolo 19, in combinato disposto con 56 e 58,
stabilisce che il passaggio è considerato inoffensivo finché non arreca pregiudizi alla pace, al buon ordine, sicurezza e diritti dello Stato costiero. Quindi una volta che la flottiglia ha dichiarato in acque internazionali ma appartenenti alla zona economica esclusiva di Israele, attenzione, l'obiettivo di violare il blocco, la navigazione non poteva più essere qualificata come inoffensiva perché minacciava i diritti dello Stato costiero, risponde il marittimista, fondatore del think tank operante nel settore Legal for Transport. A conferma della natura non meramente solidale dell'iniziativa sarebbe anche il pregresso rifiuto della flottiglia di deviare la rotta per consegnare gli aiuti umanitari in Israele. Trovandosi facendo, abbiamo proprio il cardinale Pizzaballa, Pierbattista Pizzaballa, persona seria, tra l'altro, ve lo dico io, impredicato di diventare prossimo segretario di Stato di Papa Leone XIV, che dice: avrei evitato un confronto così diretto, soprattutto pensando alla gente di Gaza, anche perché questa operazione politica e soprattutto mediatica non porta nulla alla gente di Gaza e non cambia la situazione a Gaza decisamente. Questo è quanto. Pausa, meteo e poi ci ascoltiamo i War, Lowrider 1975, a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Venti da nord fanno scendere le temperature sul nostro paese, ma la giornata sarà prevalentemente soleggiata. Al mattino cieli parzialmente nuvolosi da nord a sud con a tempo asciutto, salvo per residui fenomeni sulla Puglia e sui settori settentrionali della Sicilia. Nel pomeriggio questi fenomeni saranno in cessazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto agli ascoltatori da Alberto Acerbis. Ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, andate, se volete, visitare il nostro sito olioacerbis.com, perché noi siamo in raccolta della bava di lumaca in questi giorni e prepariamo tutto quello che riguarda il mondo elicoidale della chiocciola. Quindi è disponibile lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free per la tosse grassa e la tosse secca, è disponibile gastro free per chi soffre di reflusso gastroesofageo, è disponibile tutta la linea cosmetica per l'inverno alla bava di lumaca, la conoscete benissimo, la Rimas, una crema straordinaria, chiaramente certificata da BioCert Italia, un prodotto biologico. Quindi il mio consiglio stamattina è questo: se avete tempo, se volete, olioacerbis.com, andate a vedere la sezione della cosmesi oppure dell'integrazione, ritrovate un mondo straordinario. Se devo, se posso, se mi va, se volete ascoltarmi, vi voglio bene lo stesso, andate e leggete bene per quanto concerne lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free. Guardate, questo è un prodotto che noi produciamo e consigliamo da 22 anni. Chi ci segue da tanto tempo lo sa, forse anche di più. Quindi olioacerbis.com, sezione, se volete l'olio lo ordinate, se volete i prodotti alla bava di lumaca, compreso gastro free per chi soffre di gastrite, chi soffre di reflusso gastroesofageo, e in modo particolare dovete focalizzarvi secondo me su bronco free. Leggete e poi potete ordinare anche da lì. olioacerbis.com. Scrivete come ci è conosciuto Radio Libertà, perché io vi faccio un bellissimo regalo.
perché lo meritate. Grazie, buona mattina, in alti cuori, avanti tutta, Maimula, ci vediamo alla prossima. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. All my friends know the low rider. The low rider is a little higher. Low rider drives a little slower. Low rider is a real goer. Hey. Low rider knows every street, yeah. Low rider is a one to meet, yeah. Low rider don't use no gas now. Low rider don't drive too fast. Take a little trip, take a little trip, take a little trip and see. Take a little trip, take a little trip, take a little trip with me. E direttamente al 1975 War con Low Rider, le 8:37 minuti e 29 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa edizione sostitutiva di Semivarin, che comunque ritroverete poi per Potere al Popolo di questa mattina nella rassegna stampa. Salutiamo chi ci sta ascoltando, Chiara, poi vediamo un po' chi c'è, Luisella, Adamo, Maria Teresa, Anna Maria, Loris, e poi salutiamo naturalmente chi sul Facebook della radio. Questi sono gli amici che ci ascoltano sul Facebook di Lega Salvini Premier. Noi salutiamo anche gli amici che dalla pagina Facebook della nostra radio ci stanno seguendo. Andiamo a vedere chi c'è in questo momento. A proposito, poi a che ore è? Alle 10:30 ci sarà Auto da Fe con Giulio Cainar, che ci sarà lui, il Vasco Rossi dell'economia italiana, professor Pesani, e avrete modo di apprezzare anche la sua serietà e la qualità delle sue riflessioni. Salutiamo Lucia e Rosaria che ci mandano i saluti. Buongiorno anche a voi, bella gente. 340 670 9659 se avete voglia di mandarci delle zappe o WhatsApp. Chiudiamo questa parte
dedicata alla flottiglia con 2 interviste che io vi voglio segnalare. Intervista numero 1 su Il Tempo: la tensione nelle piazze, così garantiamo la sicurezza, chi manifesta rispetti le regole, mi sfugge come lo sciopero aiuti la pace in Medio Oriente. Chi è che parla? Parla un signore che se ne intende, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Non cediamo all'allarmismo e ricorda, il governo si è distinto nell'assistenza ai palestinesi molto più di altri paesi. Ecco, tra l'altro, molti di voi avranno visto il video in cui la cantante Elisa piange e dice portate gli aiuti, stanno morendo. Ecco, cara Elisa, mi sono sempre piaciute le tue canzoni, insomma, trovo che tu sia un interprete molto capace, però vorrei dirti questo. L'Italia è il paese non arabo primo al mondo per aiuti alla Palestina. 2.400 tonnellate tra cibo e medicine che sono state fornite ai palestinesi e ai gazawi. In più 200 bambini palestinesi, mentre io vi sto parlando, sono in cura negli ospedali del nostro paese e con loro ci sono anche le famiglie. Fare il pianto, io capisco tutto il coinvolgimento emotivo, quello che volete, ma faccio presente che queste barche erano in giro per il Mediterraneo da più di un mese in piena estate. Un giro in Mediterraneo per più di un mese in piena estate, qualunque mangiare voi portiate a bordo, fosse pure latte in polvere, secondo voi arriva avariato, sì o no? E quanti chili ne potranno portare queste 50 barche? Perché si è calcolato che un paio di tir sarebbero bastati. Allora io mi dico, anziché fare tutto questo casino, che evidentemente non era per portare gli aiuti, ma per cercare una provocazione, non era meglio davvero affidarsi alla Caritas internazionale? Non era meglio contattare il cardinale Pizzaballa, che è una persona seria, che sta lì da 35 anni e sa come si parla con Hamas e sa come si deve trattare col governo israeliano, a differenza vostra. Cioè, non era il caso di affidarsi a delle persone serie che avrebbero garantito la massima trasparenza nella consegna di questi aiuti? No. Perché? Perché no? Perché no? Vabbè, andiamo al cardinale, al ministro Piantedosi. Come si gestisce questa situazione? Con la professionalità e l'equilibrio che contraddistinguono le nostre forze di polizia, sta parlando delle manifestazioni in Italia. Il diritto di manifestare liberamente, a prescindere dalle motivazioni per cui si manifesta, è conquista della nostra società che le forze dell'ordine garantiscono ogni giorno. In compenso, gli amici di quelli che hanno voluto la Marina Militare a fargli da scorta sono quelli che agli uomini e alle donne che Piantedosi manda per strada a garantire questo diritto gridano siete delle merde. Ricordatevi anche questo. Ecco perché abbiamo tutto l'interesse a far sì che ogni intervento si svolga senza alcuna criticità, anche perché gli uomini e le donne in divisa sono le prime vittime delle condotte violente e a loro voglio rinnovare il mio profondo ringraziamento. Siamo in 2 e mi sa che siamo in tanti in questa trasmissione. Teme che si possano ripetere fatti come quelli di una settimana fa a Milano con agenti feriti? L'assalto alla stazione centrale di Milano ha rappresentato un fatto gravissimo. È stato evidente che chi lo ha posto in essere non aveva per nulla a cuore i temi della pace in Medio Oriente. Soltanto grazie al pronto ed efficace intervento delle forze di polizia si sono evitati danni e guai peggiori. Confido che nessuno ritenti simili imprese o ne sia compiaciuto. La CGIL ha indetto uno sciopero generale. Lo sciopero è diritto dei lavoratori, in questo caso però è indetto contro il governo perché non avrebbe protetto flottiglia da Israele. Cosa ne pensa? Sfugge anche a me l'utilità che questo sciopero generale possa avere come contributo alla pacificazione del Medio Oriente. Rischia di apparire una strumentalizzazione in chiave politica interna della tragedia in corso a Gaza. Il nostro governo non solo non ha alcuna responsabilità per quanto sta avvenendo a Gaza e più in generale per il conflitto arabo-israeliano, ma l'Italia oggi si sta distinguendo nell'assistenza e accoglienza dei palestinesi molto più di altri paesi. La mozione presentata dalla maggioranza e approvata in Parlamento con l'astensione delle opposizioni credo sia l'ulteriore riprova di quanto abbiamo a cuore la pacificazione di quel territorio martoriato.
Lei ha incontrato i prefetti delle maggiori città, cosa avete deciso? La linea è quella dell'equilibrata ponderazione delle situazioni che potrebbero venirsi a creare. La forza pubblica deve essere esercitata con lo scopo di tutelare la sicurezza dei cittadini e la libertà di chiunque. Sabato a Roma è previsto un grande corteo pro palla. Avete sentore che ci possano essere disordini? Voglio essere fiducioso sul fatto che i manifestanti mantengano un comportamento rispettoso delle regole di convivenza civile. Chi in buona fede scende in piazza per la pace e la fine delle sofferenze non può abbandonarsi ad aggressioni e disordini. Viceversa, sarebbe del tutto evidente il disinteresse verso la tragedia di Gaza da parte di chi, con condotte violente in tal modo, dimostrerebbe di essere in piazza col solo pretesto di creare problemi. Andiamo a vedere, prima di cedere il passo al qui Parlamento, un'altra intervista. Invece c'è qualcuno che festeggia il clima che c'è in questo paese. Annalisa Cuzzocrea su Repubblica sente Pierluigi Bersani, signori. Un risveglio civile dalla ribellione dei ragazzi. La Premier imita Trump. La violenza distrugge ogni buona ragione. Il governo evoca gli anni di piombo, demonizza i giovani, ma loro se ne fregano. La Meloni parla come se ci fosse stato un terremoto, ma in atto un genocidio. I partiti di minoranza devono aprire un confronto. State a sentire cosa dice Bersani. Bersani beve birra chiara, mangia qualche tarallo, si scalda quando parla dei giovani che hanno fatto assemblee straordinarie nelle scuole e che oggi saranno nelle piazze per Gaza. Voglio credere che chi quei cortei sta promuovendo col mio assoluto sostegno abbia occhio che la violenza distrugge ogni buona ragione. Vanno evitate, isolate, espulse tutte le provocazioni che abbiano un sapore di violenza, ma mi pare che in larga parte questo movimento abbia chiare le istanze pacifiche che rappresenta. Credo molto in questa nuova generazione che si mobilita. Per loro Gaza e Cisgiordania sono quello che per noi fu il Vietnam. Mamma mia, che retorica! Un risveglio civile, una maturazione, una presa di coscienza forte dell'ingiustizia che lascerà un segno profondo, cioè candidature nel PD. Il governo la pensa diversamente, evoca la violenza politica e gli anni di piombo. Demonizzano anche loro, lo so, ma i ragazzi se ne fregano, si ribellano e fanno bene. Come gli attivisti e parlamentari della Global Sumud Flottiglia, a fronte di una Meloni che attacca loro invece di Netanyahu, noi per fortuna abbiamo qualche deputato, qualche esponente politico che sappia cosa voglia dire per la Costituzione seguire disciplina e onore nello svolgimento delle funzioni pubbliche. Hanno interpretato il sentimento profondo della grande maggioranza degli italiani. Infatti siamo tutti in piazza a scioperare. Poi a me sta cosa sta spocchia ogni volta, no? Noi abbiamo interpretato la Costituzione. Invece voi coglioni che alle 5:50 siete andati al capannone a buttare sangue e guadagnare pane, voi coglioni, voi altri siete dei fascisti. Quindi benvengano i ragazzi che invece e i deputati soprattutto che hanno interpretato la dignità della Costituzione italiana, cari poveri illusi, anzi ciao poveri con la Y, vi rendete conto? Vabbè, questi sono tutti voti in più alle prossime elezioni, non vi preoccupate. Che ora è? Le 8:47. Sapete che cosa abbiamo? Ci abbiamo adesso un bel qui Parlamento. Che dite? Ci facciamo un qui Parlamento, così tanto per svelenire il clima e nel vedere il qui Parlamento, ora vi dico anche chi è che abbiamo come gradito ospite, è Garavaglia che parla di l'onorevole Massimo Garavaglia che parla di, aspettate un momentino che forse ce la faccio, oddio mio, parla di rottamazione, signore e signori, no, su PNRR, perdonate, l'onorevole Massimo Garavaglia sul PNRR. Vai pure Simone. Qui Parlamento. Grazie signora Presidente. Colleghe e colleghi, abbiamo ascoltato con attenzione la relazione del Ministro Foti, la discussione generale, gli interventi. Ora, per non ripetere stancamente concetti noti, cerchiamo di uscire un po' dalla comfort zone, dallo schema base. Qual è lo schema base? È semplice, l'opposizione. Bene, vi abbiamo fatto arrivare
una montagna di miliardi grazie a noi e non siete in grado di spenderli, siete in ritardo. Perfetto. La maggioranza. Non è vero, grazie a noi siamo i più performanti d'Europa, siamo i migliori. Perfetto. In realtà la situazione è un po' più complessa. Affrontiamo quindi due temi veri. Il primo, il PNRR, facciamo qualche considerazione, anche perché dobbiamo farci conti da qui al 2052, ok? I conti li faranno i nostri nipoti e qualche conto anche sui conti. L'amica collega senatrice Malpezzi ci dice che non basta fare i conti con il pallottoliere, ma io non sono d'accordo, poi spiegheremo perché siamo d'accordo su fare i conti anche con la calcolatrice, quella con i tasti grossi. L'importante è fare i conti giusti. Bene, il primo punto, PNRR. Già prima il collega Borghi ha dato qualche informazione di base. Non esistono pasti gratis. Sono circa 200 miliardi, ma sono soldi nostri. Sono soldi nostri il prestito, perché il prestito va restituito. Sono soldi nostri anche la parte cosiddetta grant, perché siamo contributori netti, quindi i soldi che gli diamo ci ridanno, e bene, sono sempre soldi nostri. Ma questo lo sanno tutti, ma è importante ripeterlo, perché altrimenti qualcuno in malafede nega l'evidenza. Ma ci sono anche da vedere gli effetti sul bilancio. Effetti sul bilancio che sono già iniziati, perché abbiamo già iniziato a pagare gli interessi su questo prestito. 300 milioni nel 23, 500 nel 24, oltre 700 nel 25, ma salgono, perché più sale il capitale, più sale la parte interessi. E poi dal 33 al 52 si restituisce la parte capitale. Quindi quei famosi soldi gratis, abbiamo sentito anche queste cose assurde, li restituiamo dal 2023. La sintesi semplice sul bilancio è che finita la follia e la rata della follia del 110 del superbonus, inizia la rata del PNRR. Tradotto, il bilancio di questo Stato è ingessato per i prossimi decenni. Questo dobbiamo dire con chiarezza quando parliamo di PNRR. Ma non è solo una questione economica. Il PNRR è anche rigido, diceva bene il ministro Foti, si cerca un po' di flessibilità, ma è una struttura rigida, vincolata nei tempi e negli obiettivi. Obiettivi, ahimè, spesso, non dico sbagliati, alcuni anche sbagliati, ma tanti anche già superati nei fatti. Faccio un paio di esempi. Le mitiche case della salute. Era un modello che probabilmente 20 anni fa aveva un senso. Oggi noi spendiamo miliardi per fare una cosa che è superata nei fatti dall'innovazione. Quindi il vero obiettivo, e qui dobbiamo metterci la testa, è trovare tutti insieme un senso a queste scatole vuote. Altrimenti spendiamo miliardi per delle scatole vuote. Diciamoci le cose come stanno. Altro tema, il Green Deal. Investimenti spesso indirizzati sul Green Deal e buona parte di Industria 5.0 che oggettivamente non va è anche legata al fatto che le industrie non vogliono questi fondi per obiettivi che non condividono, al netto della burocrazia che si può sicuramente eliminare. Però questi obiettivi molto ambiziosi, si usa dire in Unione Europea, sono ormai stati superati dai fatti. Del resto tutte queste politiche sul Green Deal hanno di fatto spiazzato l'economia dell'Unione Europea. Tant'è che è una politica che va rivista totalmente. Lo dice la politica, iniziano a dirlo i governi, ma lo dice anche il buon Mario Draghi in maniera chiarissima. L'ha detto l'anno scorso e ribadito quest'anno. Faccio un inciso perché il linguaggio della UE è interessante e va tradotto, compreso e tradotto. Quando in Unione Europea si dice obiettivo sfidante,
significa che è quasi impossibile da raggiungere. Quando si dice ambizioso è impossibile. Quando si dice molto ambizioso è che è evidentemente, ovviamente irrealizzabile. E quindi lì dietro probabilmente c'è un altro obiettivo che qualcuno ci dirà poi. Quindi per chiudere sul tema PNRR, la burocrazia. Ebbene, buona parte delle difficoltà nella spesa di questi fondi che ahimè ormai ce li abbiamo, dobbiamo spenderli, è proprio legata alla burocrazia che tipicamente è europea. È un caos totale rispettare queste procedure europee. Non a caso il già citato Mario Draghi lo scorso anno a Bruxelles è intervenuto dicendo o si fa un enorme taglio della burocrazia, altrimenti l'Unione Europea è finita, testuali parole. Risultato? Zero. Questione ribadita quest'anno sempre dall'ottimo Mario Draghi. Risultato? Taglio della burocrazia? Zero. Bisognerebbe trarre le conseguenze. E quindi taglio della burocrazia va benissimo, la flessibilità va benissimo, però per inciso, caro Ministro Foti, ok semplificare, ma facciamo attenzione. L'ipotesi di accentrare fondi europei oggi in disponibilità delle regioni porterebbe a effetti devastanti sul PIL, quindi attenzione a non fare guai. Va bene semplificare, non va bene fare guai. Altro tema è accentrare e ragionare su su fondi che non vengono spesi, ma fondi che oggi vengono spesi con efficacia, accentrati, finirebbero nel calderone. Ma veniamo al secondo punto. Secondo punto, i conti. L'amica senatrice Malpezzi ci dice che non basta fare i conti con il pallottoliere. Bene, contesto in radice questa affermazione. Meno male che i conti, la Lega e il governo di centrodestra con umiltà li sa fare. Questo governo di centrodestra con il premier Meloni, il vice premier Salvini, Tajani, il ministro Giorgetti l'economia, i conti li ha fatti e facendo i conti con umiltà decentemente bene, abbiamo visto il record dell'occupazione, la disoccupazione ai minimi, lo spread ai minimi, è migliorato il rating dell'Italia, ha trascinato il rating dell'Italia migliorato, il rating delle migliori banche italiane, adesso di tutto il sistema bancario che vede la classe A. Questo significa meno costi di interesse, significa più prestiti alle imprese, più mutui per le famiglie. Tutto bene quindi? No, assolutamente no, certo che no, c'è tantissimo lavoro ancora da fare. Ma chiudo con una banale considerazione di carattere politica, sempre perché i conti si fanno con i pallottolieri, i conti devono essere anche facili da farsi. Facciamo un ragionamento per assurdo, con le sinistre al governo, con la fantomatica proposta del gruppo 5 Stelle del reddito di cittadinanza anche nelle regioni, con mirabolanti ipotesi di spesa pubblica senza coperture. La strada è segnata, è evidente che la Barca Italia va a schiantarsi sugli scogli. Ma questo i cittadini lo sanno, tipicamente quando votano poi si esprimono di conseguenza. E quindi noi continueremo con umiltà a fare di conto, con saggezza, con prudenza, con la bella calcolatrice, quella coi tasti grossi, anche a mente, perché sappiamo farli anche a mente, ma sicuramente i conti li facciamo anche giusti. Grazie. Grazie. Qui Parlamento. Giragaba mavo
scena, ma poi finirà. Mi muoverò, toccando quello che non ho. Sorriderò, piangendo forse un po'. Ma faccio da me, mi imbriaco ma non va male. Ma so che sbaglierò, ma senza quel il resto non lo so. Hai sentito che paura se ne va. Si matò il mandello, masciata. Hai sentito che ogni tanto salta fa. Tutta stupida che già sta. Mi muoverò, toccando quello che non ho. Sorriderò, piangendo forse un po'. E faccio da me, mi imbriaco ma non va male. Ma so che sbaglierò, ma senza quel il resto non lo so. Mi muoverò, toccando quello che non ho. Sorriderò, piangendo forse un po'. Faccio da me, mi imbriaco ma non va male. Ma so che sbaglierò, ma senza quel il resto non lo so. Beh, alle 9, 1 minuto e 52 secondi di questo venerdì 3 ottobre, l'anno del Signore 2025, direi che un Pino Daniele con I Say Istocca, io lo dico, io sono qui, dall'album Nero a metà del 1980, ci sta come il cacio sui maccheroni. Mentre arrivavano le vostre zappe, c'è uno tra voi che ne ha mandata una che è veramente fenomenale, tra poco ve la leggo. Nicola Porro.it, immenso Porro, sul quale alle volte, sul quale c'è anche un altro immenso che è Max Del Papa e che salutiamo. Ecco, alle 8:49 Nicola Porro.it pubblica questa notiziola che io vi vado a leggere. Flottiglia, trattamento VIP per i deputati in crociera, liberati da Israele. I 4 parlamentari già rilasciati. Rientrano oggi dall'aeroporto di Tel Aviv, visite consolari per gli altri fermati. 4 parlamentari italiani sono stati liberati dopo essere stati trattenuti dalle autorità israeliane. Si tratta del senatore Marco Croatti, dell'eurodeputata Annalisa Corrado, del deputato Arturo Scotto, dell'eurodeputata Benedetta Scuderi. Il gruppo si trovava a bordo della flottiglia, una nave che si stava dirigendo verso la costa di Gaza quando è stato fermato. Il ministro degli esteri italiani, Antonio Tajani, ha intrapreso anche numerosi contatti col suo omologo israeliano, Gideon Saar, per chiedere la loro liberazione immediata. L'ambasciatore italiano in Israele, Luca Ferrari, ha dichiarato di aver parlato con i parlamentari dopo il rilascio e ha confermato che stanno bene e non hanno subito maltrattamenti. Questo lo diciamo bello chiaro e leggibile, casomai poi arrivasse qualcuno, mi hanno picchiato. A proposito, ieri ho visto un video con Greta Thunberg intervistata dalla Stampa una volta portata a terra, ha detto che lei è stata maltrattata dagli israeliani. Le hanno detto, scusa, ma che cosa hai subito?
e preferisco non entrare nei dettagli. Vabbè, ma ci dici che t'hanno fatto? No, comunque certo i palestinesi stanno peggio di me. Vabbè, vabbè. Andiamo avanti. Il personale del consolato italiano, scrive ancora nicolaporro.it, è stato presente ad Ashdod per gestire la situazione. Dopo essere stati rilasciati, i parlamentari italiani sono stati trasferiti all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, dove sono stati accolti dal personale dell'ambasciata italiana. Da lì prenderanno un volo di linea per Roma, previsto alle ore 10 locali, cioè adesso, perché Israele è un'ora avanti, quindi tra poco stanno già rullando sulla pista o sono già decollati. I rappresentanti dell'ambasciata stanno fornendo supporto logistico e organizzativo per il loro rientro. La Farnesina ha anche informato che oltre ai parlamentari sono in corso interventi per garantire la liberazione di altri cittadini italiani coinvolti negli eventi legati alla flottiglia. Il consolato sta pianificando visite consolari per accertarsi delle condizioni degli italiani ancora trattenuti e facilitarne il rientro in sicurezza. Ecco, questo per completezza di informazione. Le vostre zappe, signori. Eccoci qua, momentino che ne avete mandate assai, quindi ora riparto da qua. Roberto alla Brianza, ciao Roberto, io penso che chi è favorevole alla flottiglia è un grande ipocrita, se avesse subito lui in prima persona quel che ha fatto Hamas il 7 ottobre sarebbe il primo a distruggere Gaza. Come non essere d'accordo, caro Roberto. Beppe, ciao Antonino, buongiorno a te. Premesso che stai leggendo che tutti quelli a bordo sono tutti dei faniente che non hanno mai lavorato, io prima di rilasciarli non userei violenza. Farei come Arancia Meccanica, metterei gli stecchini nelle palpebre e li obbligherei a vedere per 24 ore tutti i massacri che Hamas il 7 ottobre ha fatto e poi li libero. Non è una cattiva idea, anche perché glieli hanno fatti vedere i filmati agli altri e a Greta quando aveva tentato la prima volta, ma si sono girati, hanno girato le spalle. Questo perché Israele è un noto stato fascista. Mascotto non è pagato dallo Stato, cioè da noi, per lavorare, si fa per dire in Parlamento, non per andare in barca, in vacanza. Pietro, vabbè, e pensa che adesso a spese di Israele lo stanno rimpatriando in Italia. Forse se non avessero avuto tutte quelle bandiere palestinesi sulle barche, ma bandiere degli stati, era meglio. No, non è quello il punto, non è quello il punto. Bruno da Siena, ma quando l'India ha tenuto in carcere i due Marò, tutta questa gente dov'era? Al bar. Elisa in lacrime, cheat, pianga Filini, un abbraccio Gianluca. Io ve l'avevo detto che c'era uno che aveva mandato la zappa leggendaria, pianga Filini, è bellissimo. Scusa. I miei ascoltatori sono differenti, signori, c'è poco da fare. Dio mi benedica. No, vabbè, è una citazione ovviamente del secondo tragico Fantozzi quando rifanno la corazzata Potionkin a Guidobaldo Maria Riccardelli e c'è Filini, no, vestito da donna del popolo e gli grida "Muoia Filini!" Ah! Vabbè, povera Elisa. Andiamo avanti. Clara da Sondrio. Ciao Clara. Quei 4 politici italiani che erano sulla flottiglia si vedevano sempre nei talk show mentre sbraitavano dicendo che in Italia ci sono 6 milioni di italiani poveri. Com'è che non hanno portato aiuto a questi concittadini? Ah, saperlo Clara. Gianni da Brescia, ogni giornalista dovrebbe introdurre ogni articolo ricordando l'atto di guerra per un assalto finale a Israele, cioè il 7 ottobre. Ancora. Buongiorno Antonino, buongiorno a te Giovanni. Io non credo che Israele, i musulmani, gli Stati Uniti, la Russia siano nostri amici. Penso che sia gente che fa i propri interessi, contrariamente all'Italia. E penso che il senso critico col quale viene trattato Israele dalla destra non sia una cosa produttiva. Il clima che vedo in questi giorni è come ripetersi di qualcosa che ho già vissuto. L'inizio delle Brigate Rosse e del terrorismo in Italia, quando ricordo l'Espresso titolava che le BR erano il 113 proletario. E quindi come dovremmo trattare in maniera produttiva Israele?
Buongiorno Antonino, ma Israele li deve trattare come terroristi per quello che sono, terroristi, e l'Italia non deve intervenire per portarli a casa. Nel caso che ritornino devono lavorare per pagare per le navi militari pagate da noi per le loro ferie, visto che si divertivano facendo finta di essere disperati. Personalmente li farei lavorare nelle miniere 12 ore al giorno. Ancora, per andare al lavoro io attraverso tutta Milano, nonostante sia partiti in ritardo, sono arrivato all'ufficio in orario. Chi fa sciopero è a letto e è andato alle giornate del Faio a godersi gli ultimi scampoli di sole. Se qualcuno è andato in piazza, per ora non si è visto. Marco da Milano. Peccato arrivano ancora a far danni in Italia e non lo dice perché manco l'hanno cagata. Non ho capito a chi si riferisce questo messaggio. Va bene, allora sentite, sono già alle 9:10, facciamo una bella cosa, va, perché mi pare che l'argomento di oggi sia questo. Io avrei voluto darvi un'ultima notizia. Sapete che nel fine settimana in Calabria si vota e naturalmente lo scontro sarà tra Occhiuto e Tridico. Il Corriere della Sera riferisce, intanto tolgo la condivisione, Simone. Il Corriere della Sera riferisce che c'è stato questo confronto televisivo tra i due, nel corso dei quali Tridico ha attaccato Occhiuto dicendogli che nel caso in cui dovesse essere rinviata a giudizio se si dimetterà oppure no, e Occhiuto ha risposto che non se ne parla nemmeno. Dopodiché ha osservato: ma come, voi 5 Stelle fino alla settimana scorsa sostenevate Ricci nelle Marche, che è indagato esattamente come me, e ora siete diventati giustizialisti di nuovo? Bella domanda. 0292947222, il telefono è aperto da questo momento sulle magiche onde di Radio Libertà per la rassegna stampa oggi eccezionalmente condotta dal sottoscritto. Ladies and gentlemen, le 9:11 minuti e 10 secondi, la mattinata nel frattempo procede. Anche l'ANSA dà notizia dei 4 parlamentari italiani liberati che facevano parte della flottiglia, stanno bene. Poi, a proposito, ecco, anche l'ANSA indica chi c'era e chi non c'era tra questi personaggi nella ecco qua. La mobilitazione, sempre ANSA, sciopero generale per Gaza, bloccato il porto di Livorno, Landini, le piazze saranno strapiene, c'è da esserne fieri. Effettivamente Brodolini, lui manco lo sa chi è Brodolini, forse. Brodolini, Giacomo Brodolini, grande socialista, il padre dello Statuto dei lavoratori nel 1970. Brodolini, Di Vittorio, tutta sta gente, Lama Carniti e Benvenuto, tutta sta gente qua hanno fatto lotta sindacale perché diventassero un partito politico, no? Come no? Vabbè. Pensate che oltre ai vari politici ci sono questi 2 genovesi, c'è anche il presidente, scrive l'ANSA, dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, Lucoi, e anche imam di Bologna Yassin Lafram a bordo della Carma insieme allo skipper Michele Saponaro di 46 anni, Margherita Cioppi, bla bla bla, insomma c'è anche il romano, sentite qua, c'è anche il romano Paolo De Montis, 65 anni, per decenni dipendente all'Italia, sindacalista a Cuba, andato in pensione proprio il 1° settembre scorso. Ma il più noto al grande pubblico per lo scontro con Bruno Vespa a porta, lo sapete, Bruno Vespa gliel'ha detto: voi non ve ne fotte assolutamente niente di portare degli aiuti al popolo di Gaza. Ecco, avete sentito l'audio. Il portavoce è Tony Lapiccirella, il portavoce della Global Smooth Flottiglia, assieme a Greta sulla Madeleine, la nave che lo scorso giugno solitaria tentò di violare il blocco israeliano e raggiungere Gaza. Anche in quell'occasione gli attivisti furono arrestati, imprigionati e poi espulsi. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Eccomi qua, ciao Antonino. Ciao Peno, il mitico Ciao. Francesco Penati, ciao. Ciao, tu parlavi di Brodolini, noi invece abbiamo Ridolini, che fa rima con Landini, il grandissimo segretario di quel sindacato che ormai non ha più credibilità.
Io oggi sono al lavoro, non ho aderito allo sciopero indetto dalla CGIL. Quindi sei Tra un l'altro coglione anche tu, come me, come tutti noi. Sì, noi Perché siamo io tutta sono il gente che primo, figurati. non capiamo niente, no? E infatti noi siamo quelli che magari mandiamo avanti un po' l'Italia e, come dicevi te, dobbiamo fare quadrare il pranzo con la cena. Figurati, Perché- io sono una partita IVA, per cui pensa, sono io il primo coglione in testa con la bandiera tricolore a guidare tutto il corteo, quindi non ti preoccupare. Vai pure, Peno. Perché quando si manifesta noi non succede mai niente, anche perché qualche anno fa la Lega aveva fatto una manifestazione a Roma, oltre ad avere la fidelusione per eventuali danni che non sono stati arrecati alla città eterna. Anche finita la manifestazione è stato tutto pulito, non dal personale degli spazzini, ma da chi è andato a fare la manifestazione. Si sono portati via i sacchi del nero in pullman e in macchina e hanno lasciato la città pulita e non si è spaccato né una vetrina, non si è spaccato niente. Invece questi qua vanno a manifestare per la pace e creano violenza che è già partita ieri sera. La cosa che mi ha fatto piacere questa mattina constatare sul luogo di lavoro che noi abbiamo i rappresentanti sindacali RSU e la mia azienda comanda la FION CGIL. Ecco, uno di questi rappresentanti sindacali non ha aderito allo sciopero e tra l'altro straccia la tessera, se ne viene via e sono molto contento e dovrebbe fare così anche tanta gente, aprire gli occhi, che vengono manipolati dal loro capetto che è Landini, che lo dico in dialetto, non ha mai lavorato e si erge a fare questi scioperi qua facendo perdere soldi alle persone. Noi tra l'altro siamo anche in ballo col contratto nostro di categoria metalmeccanico che è scaduto da 1 anno e mezzo abbondante. Fare lo sciopero per un contratto mi sta bene, fare uno sciopero pretestuoso, politico, per queste cose qua non ha senso e spero, come il mio collega, ci sia altra gente che magari ha quella tessera lì, di dargliela indietro e di dire: se vuoi Landini vai avanti te, vediamo quanto riesci ad andare avanti e poi se non c'è il lavoro o che io faccio lo show, vieni qua te sul tornio, sulla presa a far girare la manovella, il nonno e fare i pezzi, altro che stare lì che tanto lui è sempre paraculato, cade sempre in piedi perché tanti soldi li prende, tra l'altro i sindacati non presentano bilancio mi sembra, organizzano manifestazioni con soldi attinti da noi contribuenti, te partita IVA, io dipendenti, pensionati e tutto, e gozzovigliano, è ora di finirla. Il sindacato bisogna essere come in Germania, il sindacato metalmeccanico è potentissimo perché sono tutti iscritti, ma il sindacato metalmeccanico fa gli interessi degli operai metalmeccanici tedeschi e infatti gli stipendi Italia e Germania sono molto più alti perché hanno contrattualità e hanno credibilità. Noi in Italia purtroppo abbiamo lì della gente ciarlatana che pensa che una volta finita la carriera sindacale che si apre il posticino per andare a Roma al Parlamento. È ora di finirla, le cose vanno guadagnate e meritate. Quello che tu hai menzionato è un gran signor sindacalista come anche molti prima negli anni addietro. Quelli che abbiamo negli ultimi anni fanno veramente pietà e chi ci rimette sempre l'operaio che non viene tutelato perché prima ci sono gli interessi loro e poi dopo quelli dei loro iscritti e degli altri non iscritti che devono anche tutelare quelli. Purtroppo è la cruda realtà, l'Italia è questa qua. Comunque io spero tanto che non ci siano disastri, perché l'aria non è buona, già ieri sera hanno iniziato, più che altro che per le forze dell'ordine, che sono lì anche loro come gli operai a guadagnarsi la pagnotta e magari prendono sputi, se gli va bene sputi, se no vanno all'ospedale, fratture e lasciamo perdere. Quindi voglio anche mandare un grosso abbraccio di solidarietà alle forze dell'ordine, che sono persone che non sono naziste, fasciste, che vengono lì a manganellarti a gratis. Sono lì a tutelare l'ordine, sono lì a tutelare che non si danneggia niente e in più prendono botte per cosa? Per 1.500 euro. Ma robe da matti, questi vanno a protestare. Questi qua meriterebbero veramente capire cosa vuol dire che se ti prendono e ti fanno passare la voglia di fare lo stupido e andare a lavorare, scioperare sì ma per i diritti, non per le stupidate come queste cose qua. Grazie Antonino dello Spazio, ti mando un abbraccio da Rona, stammi bene e a Lega, speriamo tutto in bene. Ciao! E buon lavoro, grazie. Altra telefonata, pronto chi è là? Pronto? Sì, buondì. Oh, buondì Franco. Senti, volevo solo dire un paio di cose. Beh, gli iscritti alla CGIL ormai sono semplicemente dei pensionati, direi i pensionati quelli più arteriosclerotici si tengono ancora la tessera della CGIL perché non ho capito a un pensionato che serve la tessera di un sindacato CGIL. Vabbè,
Questo lo sappiamo ormai che è così la CGIL, non ha più nessun operaio, salvo i pensionati Arterio. No, volevo chiedere una cosa, sono un po' incazzato con gli israeliani, sai, perché hanno rilasciato solo i parlamentari belli, tranquilli, trattati bene, mentre gli altri no. Io non ho capito il perché, invece io rilasciavo gli altri e mi trattenevo nelle patrie galere i parlamentari. Ecco, io la penso così, non so se come la pensi tu. Ma tanto sarà un'espulsione di massa, per cui pure che li rilasciano domattina non succede niente, ce li rimandano a casa tutti, non ti preoccupare Franco, grazie. Altra telefonata, pronto chi è là? Sì, pronto, Gino da Ehi Roma. Gino, ben trovato. Grazie. Intanto, per fortuna che c'è Radio Libertà, perché oggi c'è sciopero anche dei giornalisti RAI, anche dei giornalisti, ma per fortuna c'è Radio Libertà che ci informa, almeno questo. E cosa devo dire? Sul mainstream informatico di tutta la stampa e televisione italiane, io ne ho già parlato qualche giorno fa, veramente deplorevoli su questa storia della flottiglia, su questa assurdità, cosa che non è successo da nessuna parte, solo qui in Italia. Non so cosa devo pensare, che il mio popolo non è maturo, che subisca questa informazione così stupida da questi giornali e giornalisti prezzolati. Sono disgustato, ecco, questo volevo dire la mia, e poi complimenti al lavoratore che ha parlato prima e anche all'altro, veramente, io pure ho lavorato per 42 anni, ma complimenti a loro. Grazie. Ciao Gino, ma vedete, nella Costituzione più bella del mondo, quella che costoro agitano a feticcio e sbattono sul naso di tutti quanti perché fascisti, ci sono i fascisti al potere, poi ora sono fascioleghisti, tra un po' non so che cosa si inventeranno, forse rasta africani cubani, pop, jazz, folk, liberty del XIII secolo. C'è scritto che la Repubblica è fondata sul lavoro. Ecco, i due galantuomini che hanno telefonato prima, eppure Gino, che ora è pensionato, ma ha lavorato pure lui, ecco, i galantuomini che avete appena ascoltato sono signori che ogni giorno edificano la Repubblica col lavoro. Altre telefonate, pronto chi è là? Pronto? Sono io? Sì, buondì. Ciao Antonino, sono Emilio dalla provincia di Como. Senti, io ho una certa età e queste cose che succedono è come un film già visto del 68, dove tutti gli studenti in piazza volevano cambiare il mondo, no? C'era anche la guerra lì, il pretesto era il Vietnam. Sì. E cosa ha prodotto? I vari Bersani, Sansonetti, D'Alema, poi Capanna, poi i cantanti, no? Le canzoni, mettete nei fiori nei vostri cannoni, la pioggia che va, ritorna il sereno. Però quasi dopo 60 anni cosa è cambiato? Sono cambiati loro, quelli che hanno fatto carriera, ma nel mondo è rimasto tale e quale. Grazie Antonino di avermi dato lo spazio. Ma sai, fratello mio, mentre guardava il maggio radioso, Jean-Paul Sartre guardò gli insorti e gridò loro: tanto finirete tutti direttori di banca. È stato ottimo profeta. Altre due telefonate, pronto chi è là? Sì, Pier. Buongiorno Pier, Sì. Che mi dici di bello? Allora, è bella la citazione di Jean-Paul Sartre, così Pier ti rimane la continuità. No, ma è giusta. No, io ho un problema con Landini, tu non so se lo sai, non te l'ho mai detto, ma fare tante cose che faccio anche il segretario di un sindacato autonomo che si chiama Comsal e che ha tra i suoi iscritti, non pochi, anche le forze di polizia. Spiegare a personaggi come Landini, poi arriva alle piazze, che questa gente sta lavorando, non sono lì come vengono aggrediti da questi teppistelli, come se fossero lì con la loro idea, che può essere di qualunque tipo, ma sicuramente come idea hanno quella che il lavoro è il lavoro e non è una buffonata, eseguono gli ordini che gli vengono dati e spesso
le accordano anche, non è vero che sia un ordine proprio così autoritativo, e hanno ordine di lasciarli un po' fare. Arriverà il giorno che ci sarà l'ordine di fare un po' meno lasciarli da fare. Allora andiamo alle piazze. Dunque le piazze sono costituite fondamentalmente dai soliti sciroccati che conosci, no? Quindi ci sono i centri sociali, gli scocomerati che non fanno cazzo, gruppi di fancastisti, studenti in libera uscita, quelli che almeno hanno pensato qualcosa nel poco che gli viene concesso di pensare, ma di lavoratori tu ne vedrai molti pochi, perché io do un dato della Romagna, no? Io l'ho visto anche nella precedente occasione, avrà superato il 2-3%, ma loro poi ti danno dati impressionanti. Certo che se quello che sciopera è al comando di un treno in una struttura dove lì deve aprire una scuola e quindi non c'è, eccetera, casino lo genera. Però in genere sono minoranze, anche perché finisco su sta parte, mediamente dallo stipendio per i dipendenti più poveri, quello un po' più benestante, tra virgolette, si va dai 40 ai 100 euro. Allora, il signor Landini deve spiegare, vediamo uno medio di 75 euro netti, sto parlando, che perde al giorno, che cosa gli va dire quando il busto paga si troverà 150 euro di meno, e quando tu sai, o comunque si dovrebbe sapere, che quando noi facciamo le contrattazioni lottiamo per 10 euro in più, 10 euro in meno, con ore e giorni di litigate con le controparti. Ecco, saputo questo, uno deve dire, ma vale la pena fare lo sciopero per un mondo che non è qui, per un mondo che non esiste qui, e su cui tra l'altro non do neanche una mano, o devo farlo per il lavoro, per tenere conto che i nostri salari sono bassi e tutte quelle storie. Vabbè, ti saluto, ciao. Grazie a te. Altra telefonata, pronto chi è là? Sì, pronto? Buondì. Buongiorno, Giovanni da Forlì, ciao. Ben trovato. Buona mattina. Qualcuno si è dimenticato, e sarebbe il caso invece di rammentarglielo, che in Italia c'era il partito comunista più importante dell'Occidente. Già. E questa roba qui ancora, bene o male, esiste, cioè i reflui ancora di sta roba ci sono e li vediamo nelle manifestazioni, nelle piazze, eccetera, guardando le bandiere. Quindi il paragone con il resto d'Europa, dove nessuna radio, nessuna televisione, i giornali mai in prima pagina parlano di questa crociera che è stata fatta, ti dà il senso e ti dà il significato di quello che effettivamente esiste ancora in Italia e che qualcuno si è dimenticato. Altra roba, è vero che Israele non è in cima alle simpatie del mondo, perché per un verso o per l'altro non è certo il paese più simpatico, o comunque che riscuota simpatia, però è altrettanto vero che se ci vogliamo tagliare il ramo su cui stiamo vivendo, questa è la strada giusta, cioè questi qua non hanno mica capito che pur con tutti i difetti dell'Occidente l'altra roba è molto ma molto peggio, e quando se ne accorgeranno, spero il più presto possibile, speriamo di non arrivarci tardi. Esattamente. E aggiungerei una cosa, stupisce che molto spesso tra le più inviperite ci siano donne nate, cresciute e pasciute nei diritti e nelle libertà faticosamente conquistate, ma laicamente conquistate, civilmente conquistate e tutelate in questo paese. Gente che inneggia, donne che inneggiano ad Hamas, realtà nelle quali le donne sono delle cose dotate di parola che servono a due scopi. Primo, far da mangiare, tenere pulita casa, e terzo, fare figli. Abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Oi là là. Allora, ma Landini non fa altro che tener fede a quello che aveva detto un anno fa. È necessaria una rivolta sociale. Il problema è che si sta saldando, pur per la rivolta, pur per raggiungere il suo fine, all'Islam.
perché i pro-PAL chi sono fondamentalmente? Prima di tutto sono o palestinesi arrivati in Italia o comunque musulmani che hanno il loro progetto o figli di immigrati di seconda, terza generazione. Quindi, visto che la rivolta sociale non la può fare più con gli italiani, perché sempre meno gente crede ai sindacati, lui si sta saldando a queste persone. Io sto leggendo, la settimana scorsa ho finito di leggere Le radici dell'odio della Fallaci e ho riletto e cominciato a rileggere questa settimana la rabbia e l'orgoglio. Sì. Questo sarebbe un libro da farne dei podcast, perché è vero che risale ad una ventina d'anni fa, Sì. però era attuale allora, ancor più attuale oggi, perché l'Islam, ragazzi, non ha mai smesso il suo progetto di conquistare l'Europa e men che meno adesso, anzi lo sta portando ancora più avanti adesso, e noi come Europa siamo deboli e soprattutto abbiamo una parte della classe politica, e non è tutta di sinistra estrema, è anche centrista e anche centrodestra, che si è già arresa all'Islam, e lo dimostra questo quanto ad esempio sono stati stampati quei manifesti con la ragazzina con il velo in testa che la von der Leyen aveva presentato, mi sembra, nell'ottobre del 2023, mi sembra, o 24, Sì. adesso non ricordo. Sì. Quindi non abbiamo molto da ballare, perché questi sono disposti a tutto, non sono debolucci come siamo noi, perché noi siamo debolucci, o perché abbiamo perso la garra, detta alla spagnola, oppure semplicemente perché ci siamo fatti corrompere. E quando tu sei corrotto e magari hai preso il potere che sognavi, hai paura a perderlo. E quando uno ha paura non si muove più, ancor più per interesse. E chiudo dicendo, stanno creando una sorta di teocrazia, e la teocrazia serve per rendere ignorante le persone, perché se basi tutto sulla religione, come ad esempio il Corano, religione e fa politica, ti possono far studiare il Corano e basta, come succede nell'Afghanistan dei talebani o in tanti paesi musulmani. Quindi tu parlavi delle donne, che soprattutto le donne inneggiano per Hamas, perché semplicemente perché quelle donne lì non hanno lottato per i diritti delle donne, perché quelli sono stati conquistati dalle loro mamme, e quando tu non sai che fatica è ottenere una cosa, la dai per scontata. Ti saluto, Antonino, ciao. Grazie a te, ci sarebbe molto da dire ma non ho più il tempo. Ci salutiamo con Fausto Papetti, The Sound of Philadelphia 1974, adesso Liberamente, poi Auto da Fe, poi Semivarin e poi stasera dalle 17:30 Chilometro Zoom. Grazie a tutti e a più tardi.